Nel giorno del voto sul Brexit, la Lega rilancia il tema dell'indipendenza del Veneto con un progetto di legge che ripropone il referendum consultivo già bocciato dalla Corte Costituzionale su quello che il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ama chiamare il Venexit. In Gran Bretagna, nel Regno Unito, è possibile esprimersi su temi importantissimi, cioè il popolo viene chiamato a decidere del proprio futuro, cosa che in Italia sembra impossibile da fare. Invece, secondo noi, anche un possibile Venexit potrebbe essere una cosa che viene chiesta ai cittadini del Veneto, che ci viene permessa, perché dover ogni volta combattere con la Corte Costituzionale che ci nega qualsiasi possibilità di espressione, questa cosa non ci piace molto. Rispetto al no della Corte Costituzionale di 2 anni fa sono cambiate molte cose, argomenta Marino Finozzi, primo firmatario della proposta di legge. Il debito pubblico italiano è salito alla quota esorbitante di 2.230 miliardi di euro, ma soprattutto la consulta ha lasciato aperto un varco consentendo ai veneti di esprimersi in materia di autonomia. Decidere del proprio futuro è un diritto di tutti i popoli e non smetteremo di rivendicarlo fino a quando non ce lo lasceranno esercitare. Se noi fossimo uno Stato europeo, oggi in termini di PIL di popolazione ci troveremmo a metà classifica, cioè sui 27 paesi ci troviamo al 19° posto, quindi credo che il Veneto possa tranquillamente chiedere di essere indipendente e lo faremo ogni qualvolta sarà possibile. Noi crediamo che un miracolo valga più di una messa.